Giovanna, è bellissimo stare qui, ci si sente veramente in un ambiente unico, no? Sì, l'ambiente è straordinario, il Salone delle Feste riccamente decorato e soprattutto con tanti prodotti di eccellenza. E passando di stand in stand abbiamo scoperto un'eccellenza tutta al femminile, un caseificio diciamo nostrano del Vicentino e la signora che abbina un olio eccezionale. Abbiamo fatto un abbinamento tra due, come dire, mondi diversi, il mondo del latte, caseificio, che è rappresentato da, Sonia Castellan del caseificio Castellano Urbano. e il mondo dell'olio, che viene da un po' più lontano, però sono terre che conosciamo bene, l'Istria. L'Istria, giusto. Ed è rappresentato l'olio da, Aleksandra Vekic, olio mate, Zambrattia Salvore. ecco, che è un posto stupendo, siete Sul un po' mare, sul però in mare. alto, no? Mi dicevi, quanti metri siete? No, siamo proprio a livello del Siete mare, proprio a livello del mare, quindi sì. proprio sentiamo i profumi del mare. Siamo E, dall'altra parte. Pianura padana e mare, allora. Giusto. e vi siete conosciuti stamattina e avete pensato, ma Sì. perché non mettere insieme? I prodotti. Infatti perché l'acidità dello stracchino alla fine si sposa bene con il gusto quasi dolce dell'olio e alla fine resta una bocca proprio dal gusto dolce, ti lascia un sapore dolce molto amabile, insomma, ecco. Tu dopo andremo nel tuo spazio, hai una bella varietà di oli, ma in questo caso cosa avete scelto insieme? Che oli avete scelto? Allora, abbiamo scelto per lo stracchino fatto con il latte vaccino, abbiamo scelto la viola tonda, che è un olio rotondo, anche dal nome, ed è una varietà autoctona dell'Istria, Delizia. e che trovo che si accompagna molto bene con questo stracchino un po' delicato. Delicato e dolce, sì, come Delicato e dolce. E poi invece abbiamo avuto anche un'altra idea, perché poi l'appetito viene mangiando, come si suol dire, e quindi avete trovato un altro abbinamento. Sì. Sì, fra lo stracchino di capra, noi abbiamo il latte raccolto in una stalla che è lì in Veneto, vicino a casa nostra. È un prodotto molto dolce anche questo perché comunque la stalla dove prendiamo noi il latte dà molto orzo alle capre e quindi viene un prodotto dolce, che però ha il suo perché, insomma, nel senso che è più gustoso dell'altro, quindi un po' più deciso come gusto. Allora lei ha deciso di mettere questo Sì. olio perché... Bianca bellezza. Allora, qui parliamo della varietà bianchera. Questa varietà è una varietà che ci dà un olio che si sposa bene con questo stracchino alla capra, perché essendo un po' più intenso, Esatto, di gusto più intenso. di un gusto più intenso, ha bisogno di un olio un po' più importante che si sposi sempre con questo gusto. Qui vedete in realtà quanti abbinamenti si possono fare a casa nostra, vero Giovanna? Cioè, noi siamo molto spesso abituati a mangiare le cose in modo separato, invece l'abbinamento con l'olio, con il vino, con altri elementi ci fanno scoprire dei gusti, delle sensazioni differenti da quello che normalmente mangiamo ogni giorno. Sì, ci fanno anche capire che basta veramente poco per mangiare bene, non serve cucinare tanto, basta soltanto avere un prodotto di qualità e avere anche un pizzico di fantasia per abbinare i sapori, avere un pochino di palato per bilanciare i sapori e perché no, spingersi verso nuove esplorazioni e fare nuovi abbinamenti. Qualcuno verrà bene, qualcuno un po' meno bene, ma L'importante è provarci. l'importante è provarci. Quello che io dico è che bisogna partire comunque da prodotti di qualità. Quello che oggi stiamo qui, questo percorso che oggi abbiamo fatto, stiamo facendo, parte proprio da delle realtà di alta qualità. Quindi partiamo da un caseificio, raccontaci brevemente perché un caseificio è di qualità e perché effettivamente bisogna in qualche modo andare alla ricerca, perché ovviamente formaggi ne troviamo dappertutto, però. Allora, io penso che la qualità di un prodotto finale sia soprattutto delle materie prime. Quindi noi utilizziamo delle materie prime che vengono raccolte alla mattina e lavorate praticamente subito e quindi questo hai un prodotto fresco e genuino. Il secondo, abbiamo deciso di non inserire nei nostri formaggi nessun tipo di conservante, però di lavorare proprio con i tre elementi principali che sono latte, caglio e fermenti e dopo aggiungiamo un po' di sale giustamente per dargli il gusto. Per il resto lasciamo fare alla natura, nel senso che il nostro formaggio
sta in cella 7 giorni, quindi matura nelle celle dove viene girato giornalmente da del personale, quindi butta fuori tutto il siero e resta la pasta e resta quindi la dolcezza e la cremosità della pasta. Per il resto viene incartato a mano normalmente e senza mettere atmosfere modificate, senza mettere niente che comunque vadano a compromettere il gusto. Prima lo mangiamo, logicamente meglio è. Inutile fare grandi provviste in frigorifero, perché la roba in frigorifero meno ci sta, meglio è. Poi un'altra cosa volevo ricordare che avete anche un bel negozio, perché chi non può essere qui oggi sa che può venire a trovarvi, no? Certo, abbiamo un negozio proprio adiacente alla nostra realtà, dove abbiamo inserito tutti i prodotti che noi generalmente incontriamo negli eventi come questi, quindi produttori che hanno la passione come noi di lavorare ancora in modo artigianale e genuino, e soprattutto prodotti che non hanno conservanti, che sono naturali. Il prossimo prodotto ovviamente sarà l'olio. Esatto, bravo. Il tuo olio, guardate che bellezza, vediamo in anteprima un annuncio che andando nel vostro negozio a Rosà, in provincia di Vicenza, voi potrete trovare tanti prodotti oltre al vostro.